Nell'ottobre iesolano che profuma ancora d'estate, Piazza Mazzini ha ospitato nel fine settimana la prima edizione di Millumino di Spezie, manifestazione organizzata da Veneto a Tavola e curata dalla storica della gastronomia Carla Coco per scoprire, conoscere e approfondire il mondo delle spezie legato alla gastronomia, liquoristica, mixologia e benessere. Mentre nel mondo antico le spezie venivano usate a tutto campo appunto per fare dei farmaci o per tingere delle stoffe, nei secoli l'uso delle spezie si è un po' ridotto, fino a far sì che oggi non abbiamo una conoscenza approfondita, e questo è lo scopo della nostra manifestazione. Però va anche detto che noi le spezie le consumiamo continuamente, e soprattutto i giovani che amano lo spritz e che però non sanno magari cosa stanno bevendo, perché lo spritz e i cocktail sono fatti tutti con liquori speziati. Nei 2 giorni di manifestazione si sono susseguite 8 masterclass dedicate alla creazione di cocktail con gin, bitter e vermouth e al barbecue con conce specifiche per le carni, oltre a incontri culturali e una gara di mangiatori di peperoncino conquistata da Alessia Pierbattista. Grande afflusso anche nelle 2 mostre Spezie della Serenissima e Peperoncino per l'anima e il corpo. Le più conosciute sono la cannella, il pepe, quelle che sono rimaste sempre nell'uso quotidiano e comune. Tra le più sconosciute abbiamo l'anice stellato, o abbiamo il rabarbaro, o il muschio, che Marco Polo già commerciava, perché Marco Polo, quando torna dai suoi viaggi dall'Asia, torna a fare il mercante, però di un settore alto, il settore del lusso diremmo oggi. Obiettivo centrato dunque per la manifestazione che si proponeva di avvicinare un vasto pubblico alla conoscenza e all'uso degli aromi esotici, visto anche il fondamentale ruolo che la Serenissima esercitò in questo vivace e redditizio commercio, diventando monopolista indiscussa in tutta Europa. C'è un mondo dietro alle spezie, c'è un mondo che sa appunto anche di magia, che sa di esoterismo, perché le spezie si pensava che venissero dal paradiso terrestre per allontanare la malattia, per allontanare la morte. In effetti le spezie, e questo è forse il messaggio più importante che va detto, sono tornate nuovamente in auge perché la scienza moderna ha confermato le loro proprietà salutistiche e benefiche. Quindi impariamo nuovamente a riappropriarci delle spezie, impariamo nuovamente ad usarle.